Oggi parte una nuova avventura per la vostra famiglia, le emozioni sono tantissime, c'è stato anche un momento di commozione, però l'orgoglio penso che sia il sentimento prevalente. Beh, sicuramente l'orgoglio è predominante. Il progetto, appunto, come avevo spiegato, è nato nelle nostre menti nel 2007 e doveva solo maturare per arrivare a essere concepito nel modo giusto. Ecco, lei prima ha detto alcuni numeri, ha parlato dei suoi dipendenti, ha parlato di tutti i collaboratori, forse è il momento dei ringraziamenti. Ma allora, ringraziare, sono tantissime le persone che devo ringraziare, non vorrei lasciarne fuori nemmeno uno. Parlo dei progettisti, parlo di tutti gli artigiani che hanno lavorato, di tutti i miei dipendenti che si sono sempre dato da fare, dei fornitori della campagna, di tutti i dipendenti dell'azienda agricola. E un pensiero va anche a mio padre, che era cavaliere del lavoro, è stato un grande imprenditore e sicuramente un grandissimo esempio per me. Quindi un pensiero in questo momento va anche a lui. Ecco, diamo un'informazione a tutti i vostri futuri clienti, clienti del ristorante. Quando aprirà e che modalità avrà? Allora, mi do la data del 1° ottobre come data vera, perché stiamo collaudando i menù e quindi vorrei partire proprio bene, insomma. Verranno utilizzati i prodotti del territorio, i vostri prodotti? Sì, beh, assolutamente i nostri prodotti e che già usano i prodotti del territorio, come i cavolfiori che vengono sia dalla zona limitrofa, le patate di Moriago, che anche dal centro Italia, comunque molto, molto italiano. Ultima battuta, questa idea avete in mente di esportarla all'estero? Lei prima ha parlato di catena. Sì, esatto, questo è, diciamo, la start-up, la prima, l'incubatoio. Da qui vediamo cosa migliorare, come procedere e come attivarci per uscire fuori all'estero. Abbiamo oggi un bel esempio di zona industriale, in questo caso Parco Industriale San Michele, che si integra nel territorio. Lo fa con una pista ciclabile e oggi l'inaugurazione di un ristorante. Sì, un ristorante, ma anche ricordiamoci che stiamo parlando ed è una punta di iceberg, no? Perché qui siamo davanti a un'azienda che è partita 34 anni fa, Luca Ricci e Donatella, la sua signora, che hanno investito su un'idea. Sembrava impraticabile, oggi siamo a 35 milioni di fatturato, 148 dipendenti e l'80% del fatturato di questa azienda, ricordiamolo, lo si fa su estero, quindi anche un altro valore, Made in Italy, produzioni tipiche e ovviamente ristorazione. Oggi la ciliegina sulla torta della ristorazione. Parliamo anche di orgoglio veneto, Boccon, un nome, una frase che va in tutto il mondo. Il nome è una garanzia, poi un testimonial come Luca Ricci che si capisce che comunque, come si dice, apprezza la buona cucina, questo direi positivo, nel senso che lui è profondo conoscitore assieme a Donatella di tutto quello che è il contesto identitario della produzione veneta e non solo, e quindi pensare che questa azienda è l'azienda prima negli Stati Uniti per la vendita di gnocchi surgelati e il secondo piazzato negli Stati Uniti fa metà vendita rispetto a Boccon, vuol dire che la qualità c'è e c'è fino in fondo. Sindaco, il Parco Industriale San Michele è la dimostrazione che le zone industriali possono essere valorizzate, possono essere ripensate integrandole con il territorio, e questo è il vostro obiettivo. Sì, credo che la testimonianza di oggi vada proprio in questa direzione, dimostrare che fare industria e collaborare con le pubbliche amministrazioni può dare, se fatto in sinergia, ottimi risultati. Oggi abbiamo inaugurato una pista ciclabile che nasce da un accordo pubblico-privato, quindi un'opera a disposizione di tutti, di chi fa turismo ma anche di chi deve recarsi al lavoro. Lo abbiamo fatto grazie alla collaborazione con un'impresa che oggi inaugura anche un nuovo format di ristorante innovativo, a cui facciamo tutti gli auguri che possa essere di ulteriore successo. È un evento particolare, uno dei primi passi che stiamo conducendo. E questa sinergia tra imprenditori, provincia di Treviso, Assindustria e amministrazioni di Pieve di Soligo e Sernaglia della Battaglia credo stia dando ottimi risultati, e un ringraziamento particolare a tutte quelle persone che magari oggi non siamo riusciti a citare ma che hanno lavorato in questi anni per raggiungere questi obiettivi. Sindaco, oggi è una giornata di festa per due comunità, Pieve di Soligo e Sernaglia della Battaglia, avete inaugurato una pista ciclabile, adesso un bellissimo ristorante. Sì, sicuramente un traguardo importante quello di oggi che segna
segna appunto un obiettivo importante, che è quello di una inaugurazione di una pista ciclopedonale, e dall'altra parte appunto una inaugurazione di un nuovo stabilimento di Boccon. Credo che sia un connubio importante e che segna anche la direzione verso quale le amministrazioni convergono, che è quello di una valorizzazione del patrimonio industriale, ma anche un miglioramento di quello che è l'ambiente, la qualità di vita e del lavoro. Abbiamo le colline dell'UNESCO, da poco appunto riconosciuto patrimonio dell'umanità, che si sono aperte ai turisti e ai visitatori, e credo che anche le nostre aree industriali, che sono aree industriali dico anche di pregio e di importanza per la quantità e per la vastità, credo devono davvero aprirsi alla comunità, interagire con la comunità anche a livello sociale e culturale.